Sì, sì. Vai, no, vai. Detto Patrizio, sì. Allora, primo numero di secondo Non lo fermiamo. il terzo Bottiglia Venezia. Riparte dal primo, vai Martino. Numero 1. Numero 1 eccolo! Saranno dati un caso d'uso all'azienda in cui già si sa che all'azienda il discorso è stessa moneta la sta facendo sta facendo una petizione popolare contro lo spacchettamento dell'azienda e la vendita. Da una parte a Roma c'è la questo, da una parte qui appoggiano la Giunta Genova stanno pagando per poter andare a riprendere. Secondo me va al 52. Io credo che il referendum sia stato un segnale importante e giustamente come partito siete stati avete fare il discorso di penso le cose così vuol dire che c'è ma guarda, il problema di gestione che allora oggi Renzi si è vantato finalmente dopo 52 anni questa azienda è in pareggio, è un'azienda in da che risulta? a me mi risulta ufficialmente questo, mi risulta però Dai, bilancio economico 2010, via. il 2010 sulla gestione mi risulta e però c'è un No, c'è delle difficoltà, c'è una forte possibilità di recupero. Quello sì, ma non è certo una linea è partita. non c'è da dividere questa azienda. Cioè, noi quello che sta portando avanti, si è sempre chiesto, è un'azienda della mobilità, è da anni, dal 2006 si è fatto accordi anche un Applauda Martina che ha preso facciamo un'azienda unica, un'azienda in cui parcheggi, sosta, sia complessiva. Poi con questa azienda qui possiamo partecipare alle future gare e saranno anche perché le future gare saranno fatte. Cioè, noi siamo queste cose, è una scelta però a questo punto. Le gare a questo punto qui in Toscana non si rivede, Una gara regionale, però è già, anche questo è un po' un coso perché già ha fatto di per sé stesso, insieme alle